E adesso invece parliamo di cultura e chiudiamo, non la faremo tutta perché abbiamo 4 minuti, però volevo farvi salutare il professor Donato Pavassa. Buonasera. La lavagna lavora lo stesso. Ah? Lavora la lavagna, vabbè. Ecco qua, scusate, mettetevi a un lato. Attenzione ai piedi, ecco qua. Allora, prego. Buonasera, allora... Di cosa parleremo oggi, professore? L'argomento in breve è... come si dice grattugia in sardo? Tratta caso. No, senza caso? Tratta. Tratta di una categoria... neanche, scusi, è una parola facile. Non sa neanche dire tratta. Ogni tanto c'ho amnestie. Amnestia, ma è... Tratta di una categoria che è particolarmente disagiata, che soffre, che ha problemi, che tratta... Vabbè, sto parlando degli operai. Ma tagliare gli operai, quelli già stanno bene. Stanno bene, magari... Stanno benissimo, che punti mandroni. Magari mandroni, dai. Stanno fissi operando. Vabbè, giustamente. Pensione 70 anni e scioperano. Vabbè, giusto, certo. Precarietà nel lavoro e scioperano. Certo, secondo lei... Ma mo li mettono in cassa integrazione, scioperano. Ma vai a traballare. Ma cosa c'entra? Come a traballare? Scusi un attimino, se scioperano proprio perché gli toccano il lavoro. No, guarda, c'è anche una formula che io la scrivo, non l'ho scritta io, Dice O uguale. Uguale? Este per E per M. Che vuol dire? Operaio uguale segamento se mazza. Vabbè, comunque ci dica qual è la categoria in serie difficoltà, dai. La categoria non applaudite che non merita. La categoria in serie difficoltà sono... Su Cipro ci vai in una parte. Il mago di Firri, questo è il mago. Okay. Allora, la categoria di difficoltà sono gli uomini politici italiani. Ecco, ma che italiani? Sono i due. Allora, questa è difficoltà. E a tutti che gli dicono che rubano, che vanno lì per mangiare, che vanno lì perché hanno rubato. Vabbè, non è giusto? No, assolutamente non è giusto. Gli dicono che sono mafiosi. Ma io adesso... Lei si immagini come si può sentire uno quando si sente dire quando uno c'ha caldo, quando c'hai caldo cosa fai? Sudi. Ecco, si sente dire su di lui delle cose che non sono giuste. No, su di lui è staccato. Su di lui. Su di lui, dopo un auto. Vabbè, staccato, vabbè. Allora, non è giusto, perché questi non ne possono più. Allora io ho fatto un sondaggio proprio per farvi capire come gli italiani pensano dei velocemente, politici. Velocemente. Allora, abbiamo chiesto, è vero che le pensioni dei politici sono troppo alte? Ecco. Il 78% ha risposto con una formula, quella lì. Cioè? Ecco tu se sono altri. Ma no, professore, lei è professore, dai! Il 22% ha risposto P uguale B alla seconda. P uguale? Politici uguale brutto burdo. No, dai! Poi abbiamo chiesto, è vero che i politici hanno delle agevolazioni anche nei confronti della giustizia? Il 99,99% ha risposto sì. Uno ha risposto no. E chi è? Berlusconi. Vabbè. Tra l'altro, volevo dire... Vabbè, vai avanti. Che è stato maltrattato, è un eroe, è un martire. Allora, l'ultima domanda che abbiamo fatto era perché i politici, secondo voi i politici hanno delle agevolazioni anche in banca, mentre voi per prendere il mutuo dovete andare a Lourdes? Ecco. E tutti quanti hanno risposto e abbiamo scritto in un quaderno tutta una serie di risposte e le abbiamo riempite. E là ci dica quali sono le risposte? Non fa. Perché? Potevo ti frasti. Vabbè, ok, vabbè. Vabbè, professore, chiudiamo questo momento questo momento. Ecco. Cioè, io devo dire solo questo, che gli uomini politici, sentendosi queste cose a livello di ioni, cosa gli succede? Sì. Che si gonfiano, gli vanno a terra. Ecco. E adesso coglioni a terra. No, scandisca, con gli ioni a terra. Coglioni a terra non fa governare. Io invito tutta la popolazione degli italiani ad assumere una posizione diversa rispetto ai politici. E cioè? A 90 gradi. Grazie, professor Pavassa! Miss Vita, veloce, vieni! C'è! Allora, io saluto. Dov'è Giulia? Giulia? Ci sono. Vieni qui, facciamo un applauso a Giulia che è stata gentilissima, oltre che Tanto bravissima, piacere, si lo è sai, prestata guarda. al gioco. Grazie Giulia, Tantissimo in bocca al lupo per la tua carriera e per tutto quello che Viva il farai. lupo. Ci Va rivediamo bene? quest'estate allora. Ci vediamo quest'estate. Perfetto. Giulia Arena, grazie, è stata ospite al paese dei farlocchi. Paolo, ringrazio anche Giorgia. E poi ringrazio tutta la banda, Mago di Pirri, Valeria, Claudia, Daniele, Bob, Miss Vita, Marco, Daniele,